L'isola dei morti della 35enne Elisa Campeol, svolta dalla superperizia su Fabrizio Biscaro, l'omicida reo confesso è stato giudicato capace di intendere e di volere al momento del fatto. Truffe poi trasformate in veri e propri furti ai danni di anziani, 14 colpi accertati tra Treviso, Vicenza, Padova e Venezia, una persona arrestata e 4 denunciate, il bottino recuperato dai carabinieri ammonta a 200.000 euro. Treviso, Milano e Monza, qui le forze dell'ordine hanno identificato le vittime, tutte minori di abusi da parte di 2 uomini arrestati in Lombardia in un'operazione contro la pedopornografia. Aumenta la tassa di soggiorno a Treviso, di fatto un raddoppio per i turisti che arriveranno in città, inevitabile, dice il sindaco Mario Conte, alle prese con la complicata chiusura del bilancio di previsione. Una manovra finanziaria che penalizza chi lavora nel Servizio Sanitario Nazionale. Medici, dirigenti sanitari aderenti alle sigle più rappresentative della categoria confermano lo sciopero del 5 dicembre. La polizia locale di Macerata ha identificato l'ecovandalo che dalla scorsa estate abbandonava rifiuti dentro e fuori i cestini pubblici. Rischia una sanzione fino a 10.000 euro. Omaggio a Follina, c'è anche la marca trevigiana nelle immagini dell'edizione 2024 del calendario dei Carabinieri. Tra i protagonisti dei 12 mesi, la carabiniera bellunese che salvò una donna dal suicidio. I titoli dell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la cronaca e partiamo dall'omicidio di Elisa Campeol, la 35enne uccisa mentre stava prendendo il sole all'isola dei morti a Moriago della Battaglia. Oggi una superperizia ha stabilito che Fabrizio Biscaro era capace di intendere e volere. Continua dunque il processo, la prossima udienza l'11 dicembre. Capace di intendere e volere al momento dell'omicidio. Lo ha stabilito la superperizia presentata in tribunale dallo psichiatra Roberto Lezzi. Dopo le diverse consulenze contrastanti, ora la decisione finale. Il processo a carico del reo confesso Fabrizio Biscaro, 35 anni, continuerà. La prossima udienza è l'11 dicembre, dove verranno sentiti i vari testimoni. L'omicidio era avvenuto il 23 giugno 2021 a Moriago della Battaglia. Elisa Campeol, 35 anni, di Pieve di Soligo, fu uccisa mentre stava prendendo il sole sul Piave, pugnalata senza pietà per 20 volte. Il killer poi le aveva tagliato un orecchio e con il trofeo nello zaino si era presentato dai carabinieri. L'uomo, ritenuto socialmente pericoloso, fino ad ora è rimasto in una struttura psichiatrica criminale a Verona. Truffe poi trasformate in veri e propri furti ai danni di anziani, 14 colpi accertati tra Treviso, Vicenza, Padova e Venezia. Buongiorno, sua nipote ha causato un incidente, sono l'avvocato, servono dei soldi per la cauzione. La telefonata trappola diretta alle persone più fragili, gli anziani che, spaventati, consegnavano al sedicente legale giunto in abitazione tutti gli averi, dai monili, orologi di valore, denaro. 14 colpi accertati tra le province di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Il bottino recuperato dai carabinieri ammonta a 200.000 euro. L'operazione dei carabinieri di Castelfranco è scattata dopo l'arresto di Mirko Levac, 36 anni, di Vedelago, arrestato in flagrante mentre stava tentando l'ennesimo colpo ai danni di un 84enne di Conegliano. Le indagini hanno consentito di identificare i componenti di un gruppo che risultano tutti indagati. Le indagini sono state condotte dai carabinieri Castelfranco Veneto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova, e le attività svolte, in particolare le perquisizioni effettuate presso le dimore degli indagati, hanno consentito di rinvenire e sequestrare una gran quantità di refurtiva, appunto gioielli, orologi di valore, monili, denaro contante, oggetti che oltre a un valore intrinseco avevano per le vittime, spesso appunto persone anziane, sicuramente anche un valore affettivo. Una persona è stata arrestata, altre 4 sono indagate. Una banda specializzata in questi reati che iniziavano con una truffa e poi si trasformavano in furti o rapine. Rolex, anelli, ciondoli, monete e denaro in contante, circa 6.000 euro la somma recuperata. Sequestrati anche i cellulari utilizzati dai malviventi per chiamare le loro vittime. Anziani che venivano presi di mira e controllati prima del colpo. Al polso di uno degli indagati è stato trovato anche un Rolex rubato ad una vittima. Non solo, i militari dell'arma
ma hanno anche recuperato delle ricevute di alcuni banchi dei pegni a Venezia e Roma. Sono state sequestrate queste ricevute che hanno consentito di operare presso queste agenzie, ovviamente non coinvolte nell'attività di indagine, e quindi di bloccare questi beni prima che venissero ulteriormente alienati. L'appello dei carabinieri a chiunque riconoscesse i propri gioielli. Per noi è importantissimo adesso risalire alle vittime, ai denuncianti, e quindi chiunque riconoscesse questi monili potrà rivolgersi ai carabinieri di Treviso e quindi tornare in possesso, ripeto, di questi oggetti. Un reato odioso che non solo mette a rischio gli anziani per lo spavento della telefonata che ricevono, ma anche per il furto che subiscono. Treviso, Milano e Monza. Qui le forze dell'ordine hanno identificato le 10 vittime, tutte minori, di abusi da parte di 2 uomini arrestati in Lombardia in un'operazione contro la pedopornografia. Oltre un anno di indagini che hanno portato alla luce un sistema criminale che aveva l'obiettivo di adescare giovanissimi, sia per produrre materiale pedopornografico, sia per costringere o convincere le vittime ad atti sessuali, con i 2 arrestati, un 27enne dell'Ecuador, rider e animatore in un oratorio, e un 39enne italiano incensurato, impiegato in una ditta di autotrasporti. Nella rete dei 2 sono finiti almeno una decina di minori, identificati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano e dai militari della sezione operativa della compagnia Carabinieri di San Donato Milanese, tra le province di Treviso, Monza, Brianza e Milano. L'operazione, coordinata dalla Procura milanese, è scattata dopo la denuncia di una coppia di genitori preoccupati per gli improvvisi cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti del figlio adolescente. Una situazione che ha portato i militari ad ipotizzare che il ragazzo potesse essere vittima di un adescamento sulla rete. Nonostante gli accorgimenti tecnici adottati dai 2 uomini per nascondersi nel web, le indagini hanno permesso di risalire prima al 27enne equadoregno e successivamente al 39enne, trovati in possesso di diverso materiale pedopornografico. È stata poi scoperta una vera e propria rete di abusi nei confronti di numerosi minori tra gli 8 e i 17 anni, che in diversi casi venivano adescati facendo credere loro di parlare con coetanei, convincendoli così ad inviare materiale pornografico autoprodotto. I 2 arrestati erano riusciti anche ad incontrare di persona 3 delle giovani vittime, riuscendo a conquistare la loro fiducia, consumando con loro rapporti sessuali. Plaude al lavoro delle forze dell'ordine Anna Chiara Sarto di Protection for Kids, onlus trevigiana che si occupa dei diritti dei minori. Quello scoperto, spiega, purtroppo non è un caso isolato, soprattutto dopo l'avvento dei social. In media 3 sono i video pedopornografici che vengono creati ogni minuto. Più di 500 sono le chat create ogni anno per scambiare materiale pedopornografico. Per l'associazione trevigiana Allarma contro la pedopornografia resta la prevenzione attraverso una corretta educazione digitale. Ci siamo resi conto dell'inconsapevolezza da parte dei giovani anche solo del fatto che, per esempio, detenere per sé materiale pedopornografico sia un reato. Tentativo di rapina ieri mattina a Conegliano, ma la malvivente è stata allontanata dalla stessa vittima che si trovava in auto ferma al semaforo. Ho realizzato solo alla sera cosa mi è capitato, racconta ai nostri microfoni Sandra Modolo. Ero ferma al semaforo rosso di una via qui adiacente, via Pittoni, e una ragazza mi si è avvicinata, mi ha aperto la porta dell'auto per prendermi la borsa. Sono le 7:50 del mattino in pieno centro a Conegliano, quando all'interno dell'abitacolo della sua auto Sandra Modolo si trova faccia a faccia con una ladra che vuole rubarle la borsa. Non è entrata interamente, ma si è avanzato dalla porta, ha preso la borsa, l'ha afferrata, io distinto l'ho afferrata anch'io. Lei mi ha strattonato la borsa 2 volte e io la tenevo duro. A un certo punto mi ha detto mollala, e io ho detto no, la molli tu. E gli ho dato uno strattone un po' più forte, là si è spaventata e è andata via, insomma. E io ho chiuso subito le porte e tutto quanto. Però so che 10 minuti dopo lo ha fatto con un'altra signora, sempre nello stesso posto. Intervengono i carabinieri a supportarli, la polizia locale guidata da Claudio Malamace. A disposizione ci sono le immagini della videosorveglianza, anche se ci sono pochi dubbi che si tratti di una donna quarantenne del posto con precedenti, così come il suo compagno. Resta la capacità di reazione di Sandra, nota per il suo impegno nella tifoseria dell'Imoco.
Credo che è stato l'istinto, perché col senno di poi non mi stavo neanche rendendo conto di cosa è successo. Ci ho pensato neanche ore dopo, ci ho pensato la sera, che ho detto Madonna, ma cosa mi è successo stamattina? Mi è successo perché penso se poteva succedere a una signora magari più anziana, magari a piedi, che potrebbe cadere per terra e farsi male, perché l'importante alla fine non sono i 10 euro, il telefonino, l'importante è che la gente non si faccia male, insomma. Furti e rapine in casa, all'appello del comandante dei Carabinieri di Treviso Ribaudo, non reagite. Nelle ultime settimane si è registrato un'escalation di furti e rapine nelle abitazioni, malviventi senza scrupoli che fanno irruzione nelle case soprattutto nel tardo pomeriggio e nella sera, anche con i proprietari all'interno. Quello che mi sento da dire intanto è esprimere la vicinanza a chi ha avuto questi episodi, insomma, che è chiaro creano in ognuno di noi profondo rammarico, perché vorremmo che tutto ciò non si verificasse mai in nessuna circostanza. L'altro aspetto è certamente quello di non reagire, ma è un compito che è devoluto a noi, ma di cercare laddove possibile di veicolare nella maniera più tempestiva possibile l'informazione alle forze dell'ordine, e poi un compito nostro assicurarli alla giustizia. È questo il periodo più difficile e più delicato su questo fronte. L'Arma dei Carabinieri ha infatti potenziato i controlli ed i risultati non sono mancati. Solo qualche giorno fa sono stati arrestati 3 topi d'appartamento dopo un colpo messo a segno a Casale. Nei mesi dal 29 ottobre fino al 31 dicembre abbiamo disposto una significativa intensificazione dei servizi nell'orario tardo pomeridiano, proprio nel tentativo di realizzare uno strumento di prevenzione che possa contenere la pervasività di questo odioso fenomeno criminale. Non c'è una zona maggiormente a rischio, i ladri si spostano di comune in comune, bande specializzate in questi crimini che agiscono magari puntando alcune zone rispetto ad altre, ma l'intero territorio è interessato al fenomeno. L'appello del comandante Ribaudo. Colgo l'occasione per rinnovare l'appello che facciamo in maniera diffusa, che è quello di veicolare sull'utenza 112 o comunque sull'utenza di pronta emergenza delle forze di polizia qualsiasi comunicazione che possa risultare utile. Abbiamo sistemi, strumenti, capacità per analizzare al meglio ogni notizia che ci viene fornita e quindi per poter poi orientare al meglio la nostra attività, la nostra manovra di controllo del territorio e anche quella repressiva. Avrebbe abusato del nipotino di 7 anni e questa l'accusa rivolta ad una nonna di 78 anni. La Procura di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto raccontato dalla mamma del piccolo, l'anziana avrebbe toccato più volte nelle parti intime il figlio. Ma su questa storia, che sarebbe accaduta nell'estate 2022 in un comune della Pedemontana, ci sarebbero alcuni aspetti da chiarire, secondo il difensore dell'anziana. Dietro questa vicenda l'ombra di rapporti logori e tesissimi tra la donna che ha prestato la denuncia e la famiglia dell'ex fidanzato. La querela infatti è stata presentata quando la convivenza si è interrotta. L'udienza preliminare si svolgerà il prossimo 12 dicembre. Voltiamo pagina. Aumentata la tassa di soggiorno a Treviso, di fatto un raddoppio per i turisti che arriveranno in città. Passiamo da 1 euro a 2 euro, quindi non stiamo ovviamente chiedendo chissà cosa, però è un incremento importante che ci consente di adeguare l'accoglienza ai turisti e soprattutto la programmazione culturale, sportiva, enogastronomica all'altezza di una città che è diventata a tutti gli effetti turistica. Mario Conte motiva così la scelta di aumentare la tassa di soggiorno, di fatto un raddoppio che porterà alle casse comunali 1 milione di euro di introito, oggi sono 500.000. Casugana ha deliberato la tariffa di 2 euro per gli alberghi 1 e 2 stelle, attualmente sono 1,20 euro e 1,40 euro, 2,50 euro per i 3 stelle, finora 1,60 euro, 3 euro per i 4 stelle da 1,80, 4 euro per i 5 stelle che in città non sono presenti. Tariffario che porta Treviso ai livelli di Padova e Verona. Il giudizio di Federalberghi è in chiaroscuro, così si potrebbero favorire le strutture dei territori limitrofi. Gli comuni che mantengono la vecchia tassa di soggiorno o che addirittura non la applicano sono comunque parecchie e rispetto a quello crea una disparità. E peraltro è anche vero che il comune di Treviso ha fatto tanti sforzi per rilanciare il turismo e quindi in qualche modo ha bisogno di finanziarsi. Quindi, tra virgolette, non siamo contenti ma capiamo questa scelta. Gli aumenti più consistenti riguardano però le strutture ricettive non alberghiere, B&B e alloggi. Quelle più lussuose passano da 1 a 4 euro, una precisa scelta politica che piace ovviamente agli albergatori.
Sappiamo che spesso sono fonte di abusivismo, sappiamo che spesso non solo non pagano la tassa di soggiorno, ma addirittura non pagano le tasse, quindi voglio dire, mentre noi albergatori siamo costretti ed obbligati ad rispettare determinate regole. Sullo sfondo la partita del documento di bilancio 2024, gravato ancora una volta da inflazione e tagli lineari dal governo. Parlare di aumenti, come per l'IMU, non è un tabù, fa intendere Conte, ma a precise condizioni. Siamo alle prese con la chiusura di un bilancio di previsione che sarà complicato. L'obiettivo di questa amministrazione è garantire i servizi soprattutto alle fasce più deboli e quindi per far questo faremo certamente dei sacrifici da un punto di vista dei tagli, ma valuteremo se sarà sufficiente e se no andremo a spiegare alla nostra comunità che dovremo tutti fare un piccolo sacrificio per riuscire a garantire quei servizi. Inizieranno lunedì prossimo le audizioni alla 5ª Commissione Salute del Consiglio regionale del Veneto sul progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Accolta anche la proposta di ascoltare Stefano Geller, il 50enne vicentino al quale l'USL ha autorizzato l'eventuale ricorso al suicidio assistito. Una materia delicata che è stata affrontata ieri sera nel dibattito a Ring. Nessuno si preoccupa della vita, nessuno si preoccupa di portare il diritto alle cure fino a domicilio, delle cure antidolore, delle cure palliative. Nessuno fa battaglie per questo, ma facciamo tutte battaglie ideologiche per la morte. Prima di correre a fare la gara a chi per primo dice io appoggio la legge sulla morte, perché tu da legislatore non ti sei mai preoccupato se oggi l'assistenza domiciliare funziona o non funziona e cosa possiamo fare per potenziare l'assistenza domiciliare? Perché per me la vita è questa. Anche la Corte Costituzionale dice che al malato vanno garantite le cure palliative. Esatto. Questo è un diritto a prescindere ed è già previsto in una legge, ma io non capisco il motivo per cui Valdegamberi, Finco e chi altri non vogliano permettere a una persona che è liberamente cosciente del fatto che vuole morire e in determinate condizioni di sofferenza indicibile, fisica, psichica, una malattia incurabile, terminale, a decidere per se stessa di mettere fine alla propria esistenza. Io volevo dire che apprezzo la proposta di legge di Finco e Valdegamberi. Sono disposto ad appoggiarla ed è giusto, però una cosa non esclude l'altra, esatto. Certo. Questa legge deve pensare a chi non vuole più soffrire, perché riguarda solo loro. Chi vuole vivere continuerà a farlo finché vorrà. Confermato per il 5 dicembre lo sciopero di medici e dirigenti sanitari aderenti ad ANAO e CIMO. La fuga dei medici dal pubblico al privato in atto da tempo, una preintesa di contratto che non migliora le condizioni economiche, ora pure il taglio delle pensioni prevista dalla bozza della finanziaria. Il governo ha aperto a qualche modifica, ma in assenza di segnali concreti i medici hanno confermato lo sciopero per il prossimo 5 dicembre. Era stato promesso che queste condizioni economiche sarebbero state migliorate e invece il finanziamento previsto dalla legge di bilancio non prevede di fatto dei veri vantaggi, anzi non c'è prevista nessuna detassazione come era stato promesso, che invece è stato fatto per i privati, e poi si aggiunge come ciliegina questo colpo sulle pensioni. Taglio delle pensioni che rischia di avere conseguenze devastanti sul servizio sanitario nazionale già in affanno. Chi può se ne va adesso e chi resta deve lavorare anche per chi se ne va adesso, per cui coinvolge tutti.
Misure che favoriscono il privato rispetto al pubblico, che diventa sempre meno appetibile per i giovani professionisti, una situazione, denunciano i medici, che non riguarda solo la categoria ma tutti i cittadini. Qua non si parla di soldi o della nostra vita professionale e basta. Questo coinvolge tutti i pazienti, tutti i cittadini. Pagheranno quello che già stanno pagando per scelte che non sono nostre, che non sono condivise da noi. La polizia locale di Macerata ha identificato l'ecovandalo che dalla scorsa estate abbandonava rifiuti nei pressi dei cestini della città. È stato un dettaglio sulle ciabatte che indossava quando scaricava di sera o di notte i rifiuti ad incastrare l'ecovandalo scoperto dalla polizia locale di Macerata, un cittadino extracomunitario regolare nel nostro paese ma completamente sconosciuto all'anagrafe comunale. L'operazione è partita dopo le segnalazioni di ripetuti abbandoni di sacchi di immondizia all'interno o nei pressi dei cestini in alcuni punti della città. Dopo aver studiato i luoghi dove avvenivano gli abbandoni, gli agenti hanno deciso di installare delle fototrappole che hanno permesso di immortalare nel corso di una notte di ottobre l'ecofurbo intento ad abbandonare i rifiuti sopra i cestini, ma i fotogrammi non hanno permesso di rilevare le caratteristiche somatiche del responsabile, salvo per un particolare. Era molto evidente che questa persona era in ciabatte, con delle ciabatte molto particolari, anche con una bella scritta vistosa sulle ciabatte. Da questo la polizia locale è stata brava e siamo riusciti a risalire al cittadino. Quella scritta super sulle ciabatte, unitamente alle informazioni confidenziali raccolte con i riscontri ottenuti in concomitanza da alcune verifiche all'interno di abitazioni, hanno consentito di individuare la persona proprio dalle calzature. L'uomo dalla scorsa estate era ospitato da un altro cittadino extracomunitario residente a Macerata che sarà a sua volta sanzionato. Ci sarà naturalmente anche una sanzione per questa persona che non ha, entro le 48 ore previste, fatto la dichiarazione di ospitalità di un cittadino, in questo caso extracomunitario. L'ecovandalo aveva l'abitudine di scaricare i rifiuti domestici senza pagarne la relativa tariffa. Una volta individuato è stato messo di fronte alle proprie responsabilità e sanzionato secondo la recente modifica del decreto legislativo sulle norme in materia ambientale. Prevede che l'abbandono dei rifiuti sia sanzionato con una ammenda che può arrivare fino a 10.000 euro ed è un reato penale. È stata votata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Altivole la convenzione con cui il Comune ha scelto di assegnare uno dei contributi più alti della zona per la frequenza dei bambini alle scuole dell'infanzia. Si tratta di 650 euro a bambino residente frequentante. Il contributo ordinario prevede poi altri 1.500 euro per ogni sezione nell'anno educativo di riferimento. In linea con le nostre politiche di inclusione sarà raddoppiato il contributo riconosciuto al bambino con disabilità certificata, spiega il sindaco Chiara Busnardo. E in linea con le nostre politiche di attenzione al benessere e ai corretti stili di vita, continua ancora la prima cittadina, viene riconosciuto un ulteriore contributo di 2.000 euro per ogni cucina interna con personale addetto nella scuola dell'infanzia. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, al via da oggi fino al 10 novembre alla Fiera di Pordenone, la quarta edizione di Rive, rassegna internazionale di viticoltura ed enologia, unica fiera italiana specializzata nella filiera del vino. Il filo conduttore è l'eccellenza italiana e l'innovazione. L'innovazione tenendo conto naturalmente anche di tutto ciò che è il comparto e il contorno, e per contorno senza sminuire nulla sono i collaboratori che sono quelli che formano le aziende, che sono parte delle aziende. Dalla vite al vino, Rive, rassegna internazionali viticoltura e enologia quest'anno alla Fiera di Pordenone con 8 padiglioni di esposizione, 250 aziende e più di 300 marchi, attesi 6.800 visitatori. È indispensabile l'innovazione per riuscire a stare al passo sia con la sostenibilità ma anche con le innovazioni che il mercato richiede, perché comunque il mercato è il soggetto che determina poi la capacità di poter permanere con le attività agricole. Momenti di confronto tra le varie imprese del settore sono importanti per fare il punto sulle innovazioni necessarie a far fronte ai cambiamenti climatici e per contrastare il dilagare delle fitopatie, flavescenza dorata fra tutte. Sono dei momenti importantissimi e difatti ERS assieme alla direzione centrale dell'agricoltura su questi tipi di evento investe moltissimo, perché sappiamo che la resa poi è
veramente notevole. Intervenuto all'inaugurazione della fiera anche il ministro dell'Agricoltura e del Made in Italy Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato l'importanza che il settore vitivinicolo ha per l'Italia, ribadendo l'impegno del governo nel valorizzare e difendere le produzioni di qualità, anche contrastando le etichette fuorvianti come con il caso Prosek. Occasione quella della fiera anche per fare il punto economico sull'andamento del settore a livello internazionale. Per il 2022, lo sappiamo perché ormai siamo alle soglie del 2024, erano 624 miliardi di euro circa di fatturato verso l'export, con una crescita di circa il 20%, quindi un risultato molto importante anche se consideriamo che è cresciuto anche rispetto al 2019, quando ancora non c'era stata né la pandemia né questo conflitto bellico. Riserva della biosfera Monte Grappa, approvato il piano d'azione, ci racconta tutto in diretta il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio, buonasera alla tua ospite. Buonasera Francesco, buonasera ai telespettatori di Antena 3 del nostro telegiornale. Sì, è appena terminato qui nella sala riunioni del Comune di Maser l'assemblea, diciamo, di tutte le varie enti, comuni eccetera che appartengono a questa esperienza importantissima che è la riserva MAB UNESCO. Sono con Annalisa Rampin, che oltre che essere il sindaco di Pieve del Grappa è anche presidente dell'IPA, cioè di Intesa Programmatica d'Area, che racchiude i diversi comuni, e poi è anche soggetto attuatore di questo importante riconoscimento appunto per il Monte Grappa, riserva della biodiversità, appunto MAB. Diciamo praticamente a chi è a casa a che cosa serve nell'atto pratico tutto questo. Allora, la riserva di biosfera significa che questo territorio è stato riconosciuto dall'UNESCO come un territorio che, oltre ad avere una grande e unica varietà di biodiversità e scenari meravigliosi con una natura incontaminata, ma soprattutto è riuscito con le attività dell'uomo a salvaguardarla e a integrare l'attività dell'uomo in questo patrimonio che va salvaguardato. Ecco, con questo riconoscimento arrivano finanziamenti e opportunità per tutti. Sì, non arrivano di default, nel senso che non è essere riconosciuti dall'UNESCO come riserva di biosfera a dare un cachet solo per questo, ma offre la possibilità, prima di tutto, per un territorio che non ha mai dialogato tutto assieme, di andare a pianificare la promozione e lo sviluppo del Grappa, che è un territorio unico, per la prima volta tutti assieme, e questo consente di essere pronti all'apertura dei bandi, a ogni volta che si presenta un'opportunità, di avere una banca progetti che ci consenta di partecipare e avere poi risultati sul territorio. Perché ricordiamo il Monte Grappa è in parte bellunese, in parte vicentino, in parte trevigiano, e qui c'è la sintesi di 24 comuni, perché uno di due, cioè Alano e Quero, sono diventati 7 ville, quindi da 25 sono diventati 24 comuni, ma molte altre realtà. Questa sera c'è stata l'assemblea perché 2 anni fa, 15 settembre 2021 c'è stata la programmazione, 2 anni dopo state facendo il punto della situazione avanti del 2031, perché avete un importante traguardo che è quello dei 10 anni dove vi verrà, diciamo, rinnovata, giusto? Esatto, ci sarà la verifica. Oggi abbiamo fatto il bilancio di questi primi 2 anni che hanno visto, grazie all'attivazione di un territorio e soprattutto alla voglia e il protagonismo giovanile, calati sul territorio oltre 4 milioni di euro già con progetti che sono o fatti, esauriti o in itinere, e tantissimi altri invece che sono stati, appunto, aprendo una manifestazione di interesse aperta a chiunque, dagli enti locali alle associazioni, ma anche al singolo cittadino che aveva in mente un progetto di valorizzazione per questo territorio, di poter mettere assieme un piano d'azione che davvero rappresenta tutta l'analisi fatta dal basso di un territorio che si interroga su quale sarà il loro futuro, su soprattutto quali opportunità creare e soprattutto come valorizzare tutte quelle potenzialità che ci sono state riconosciute. 2 domande veloci, poi diamo la linea. La prima: quanti giovani si sono fatti avanti per valorizzare il Monte Grappa? Ce ne sono tantissimi, e la nota interessante è proprio quella che tra i progetti strategici hanno 4 temi. Uno di questi temi è proprio il protagonismo giovanile, perché i nostri giovani amano questo territorio, decidono anche di rischiare del loro per restare in questo territorio, e tantissimi si stanno avvicinando al mondo dei rifugi, al fatto di diventare guida alpina, a nuove anche attività di aziende agricole con prodotti nuovi. Mi viene in mente tutta una serie di giovani che stanno facendo tantissime attività con nuovi
nuovi prodotti, erbe officinali e quant'altro, e che sono una grande speranza per questo territorio. Tutto bene, però noi abbiamo un'altra notizia, ovvero le gallerie di collegamento verso la dorsale del Pederoba che non riapriranno, e in contemporanea anche la chiusura dal lunedì della strada di Campocroce, quindi rimane un'unica strada per arrivare in cima a Grappa. Non è un problema? Allora, dipende sempre da che punto di vista si guardano le cose. Per me è una bella notizia, perché significa che intanto la strada delle Malghe finalmente, dopo tantissimi anni di problematiche, di chiusure che venivano per 2 o 3 mesi, specialmente d'estate, che purtroppo stavolta ha visto una chiusura più prolungata, finalmente è stato fatto un intervento definitivo, e quando saranno riaperte in primavera sarà una riapertura definitiva, e per tantissimi anni sicuramente sarà percorribile quella strada. L'altra bella notizia è che una frana che c'era nella Giardino, sicuramente adesso la provincia si è attivata immediatamente, e per 15 giorni purtroppo ci sarà la chiusura a causa del cantiere. Io le vedo in positivo, nel senso che l'attenzione per il Grappa, e soprattutto per quelle che sono alcune criticità da parte degli enti preposti a risolverle, insomma, oggi c'è, e noi ci auguriamo ci sia sempre di più, e andiamo a risolvere finalmente quei grossi temi che ancora sono sul tavolo. E voi come riserva MAB come vedete il passaggio del Giro d'Italia il prossimo anno? Beh, è sempre una vetrina importante. È chiaro che il nostro territorio si punta al turismo, però punta a un turismo consapevole, quindi invitiamo già tutti coloro che saranno a vedere lo spettacolo meraviglioso della salita del Giro sul Grappa per ben 2 volte, a rispettare il luogo, a sapere dove si trovano, per cui niente rifiuti, niente cose, perché spesso e volentieri purtroppo queste manifestazioni a volte lasciano un segno. Bene, grazie a te Francesca. Grazie Lucio e grazie alla sindaca. C'è anche la marca nelle immagini dell'edizione 2024 del calendario dei Carabinieri. Tutti quei prodotti che vanno prodotti all'interno. Il filo conduttore, il senso del dovere e la capacità di ascolto nei confronti delle comunità, e il nostro desiderio di rispondere alle istanze di rassicurazione sociale e di sicurezza che promanano tutte le comunità, da quelle nelle città metropolitane fino ai paesi più piccoli, a cui è dedicato anche il nostro calendario da tavolo, che non a caso celebra le bellezze italiche, con particolare riferimento ai borghi più belli d'Italia, tra cui abbiamo anche il piacere per l'ennesima volta di ospitare la provincia di Treviso col comune di Follina. C'è anche la marca quindi tra le immagini del calendario storico dell'Arma nella sua edizione 2024. Dopo Asolo, che nel 2023 nel calendario da tavolo portava la provincia di Treviso sulle scrivanie degli italiani, quest'anno è stato il turno di Follina, borgo patrimonio UNESCO e consacrato come uno dei più belli d'Italia. I carabinieri e le comunità è il tema centrale che caratterizza tutte le 12 tavole, gli uomini e le donne dell'Arma come punti di riferimento della collettività. Sono 12 storie eterogenee per la loro, sia dal punto di vista temporale, nella collocazione nel tempo, sia con riferimento ai luoghi in cui sono avvenuti. Stampato per la prima volta nel 1928, il calendario dell'Arma è giunto quest'anno alla sua 91esima edizione. Il funk di James Brown, il rock dei Van Halen e il pop dei Maroon 5. Sabato scorso il centro servizi alla persona ha vissuto un vero e proprio momento di musica internazionale grazie all'esibizione speciale di 25 membri della Queen's College Brass Ensemble di Londra. L'evento si inserisce infatti in un innovativo progetto che il centro Sartor sta portando avanti, basato sul concetto della musica come cura e la danza come strumento di benessere per gli anziani. All'evento hanno preso parte il sindaco di Castelfranco Stefano Marcone, la vice sindaca Marca Galante e la presidente della Proloco di Castelfranco Barbara Grassi. Un concerto realizzato col supporto del maestro Alberto De Piero del Conservatorio di Castelfranco. Siamo alle notizie da Belluno e provincia. Partiamo dalla cessione Safilo, conclusa la trattativa e siglati gli accordi con i lavoratori. L'obiettivo è quello, come abbiamo sempre detto, mantenimento della capacità produttiva, e quindi dobbiamo essere vigili, e la tutela dell'occupazione, per cui oggi qui chiudiamo la vicenda Safilo per questa prima parte e poi avremo questo focus sull'occhialeria. Il 18 gennaio scorso il primo incontro, sul tavolo la notizia eclatante: Safilo non ritiene più strategico lo storico stabilimento di Longarone. Di lì in poi parte una trattativa serrata coordinata dall'unità di crisi dell'assessorato al lavoro della Regione Veneto. La chiusura con
con la cessione del ramo d'azienda al colosso del lusso Telios di LVMH e alla Innovatec dell'imprenditore friulano Carlo Fulchir. Un lavoro enorme riassunto stamattina al tavolo del Comitato di Sorveglianza Socio-Istituzionale riunito a Longarone. Essere riusciti a ricollocare 460 lavoratori attraverso l'operazione che abbiamo fatto, diciamo fin dall'inizio sembrava quasi una cosa impossibile, oggi ci siamo riusciti, ma abbiamo garantito anche la retribuzione e l'occupazione e non abbiamo creato nessuna difficoltà nell'ambito sociale sul territorio. L'attenzione sarà alta perché purtroppo la Safilo non c'è più, abbiamo perso un'importante azienda nel territorio. La conseguenzialità di tutto questo ovviamente poi consiste non tanto nella preoccupazione per quanto riguarda il ramo d'azienda che è andato in Telios, siamo di fronte a una multinazionale, ma per un piano industriale relativamente Innovatec che non ci ha convinto. Mi preoccupa anche il fatto che la gente rimanga in cassa integrazione comunque anche con Telios per un lungo periodo. Questo lo abbiamo ovviato con la compensazione sulla retribuzione al 100% e che siamo tutti orgogliosi di aver portato a casa questo risultato. È chiaro che sì, l'imprenditore nuovo Carlo Fulchir che si affaccia in questa Valbelluna è nuovo e quindi ma lo aiuteremo anche a realizzare il suo sogno. Ora l'attenzione socio-istituzionale rivolta a Marcolin dopo l'annuncio del fondo PAI Partner di cedere per 1,35 miliardi di euro. Se si riesce a fare comunque sinergia magari con altre aziende sul territorio del settore potrebbe essere una soluzione che comunque possa garantire anche un lunghissimo futuro ad un'azienda che è un'altra delle aziende storiche sulle quali io non ho al momento non c'è nessuna paventata situazione di difficoltà. Mi preoccupa sempre un po' quando si perde il potere d'acquisto come sistema paese, e però sappiamo che qui il potere d'acquisto è molto legato alla capacità dei nostri lavoratori di essere di altissima qualità. Se si viene a investire qui, se ci sono degli acquirenti qui, se si viene a fare delle scelte di tipo industriale, vuol dire che qui c'è qualche cosa che altrove non si trova. Le partite dei bilanci in capo a Palazzo Rosso infiammano l'emiciclo del comune di Belluno, dove nel pomeriggio si è riunito il Consiglio Comunale. Mancano 2 milioni di euro sul previsionale, primi aumenti individuati nell'IRPEF e nelle tariffe dei parcheggi. Mancano all'appello 2 milioni, quindi vuol dire che il costo dei servizi che danno il Comune è maggiore di 2 milioni rispetto alle entrate. Abbiamo ritoccato la tassa di soggiorno e abbiamo toccato qualche parcheggio. Non vogliamo togliere servizi sicuramente ai cittadini, non vogliamo alzare le tasse. A Palazzo Rosso si sta lavorando alacremente per chiudere il bilancio previsionale. L'intento, spiega il sindaco, è quello di non alzare le tasse, ma qualcosa, a detta della stessa maggioranza, bisogna ritoccare se si vuole mantenere inalterata la qualità dei servizi. Certo, afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia Farina, più di questo non siamo disposti a digerire. Il Comune ha deciso di modificare gli scaglioni dell'IRPEF che passano da 4 a 3 sulla base delle direttive del governo. Per la fascia più bassa viene mantenuta l'aliquota minima di 0,72, mentre per la seconda si passa da 0,78 a 0,80, esattamente come per la terza. Una misura iniqua per l'opposizione. Da lì in poi sono iniziate le scaramucce e in Consiglio Comunale si è sfiorata la bagarre. Fascette economiche che vedono solo aumento di tariffe. Qui sono state fatte, Marco non faccia lo spiritoso perché non faccia commenti gratuiti. Ha detto no. Per favore. A questo punto l'assessore ai lavori pubblici Franco Roccone si sarebbe lasciato andare a un commento poco piacevole nei confronti del consigliere Vignato e la circostanza ha fatto infuriare la capogruppo del PD Claudia Bettiol. Sottovoce le MAC, l'assessore Roccone, magari minacciati di querela. Si può parlare? Grazie perché danno la parola. Grazie. Vediamo il paese libero. Il botta e risposta sui conti presenti e passati, come quelli del famoso buco di BIM GSP da 92 milioni di euro, è proseguito per più di mezz'ora e l'ordine del giorno era solo al punto 2 su 28. La votazione della delibera per la variazione urgente al bilancio è passata con 19 voti favorevoli e 11 contrari. Medesimo risultato ottenuto dall'approvazione del bilancio consolidato che riguarda i conti delle partecipate, il cui ritardo ha causato il blocco delle assunzioni al nido primavera e al disagio patito per oltre un mese e mezzo dalle famiglie di 10 bambini per i quali le porte dell'asilo sono rimaste chiuse. La storia della carabiniera Martina Pigliapoco che il 4 ottobre di 2 anni fa salvò una donna sul ponte di Perarolo di Cadore e l'Arma di Belluno, protagonisti dell'edizione 2024 del calendario dei carabinieri.
Il potere delle parole scolpite per sempre nell'animo di due donne sul ponte tibetano di Perarolo di Cadore. Una ha perso il lavoro e non si sente più all'altezza dei suoi 3 figli. L'altra è la carabiniera Martina Pigliapoco, che non è una negoziatrice, la specialità dell'arma che forma personale pronto a intervenire in situazioni imprevedibili e ad alto rischio. La storia del salvataggio concluso dopo 4 ore di dialogo incessante che alla carabiniera in servizio nella stazione di San Vito è valsa l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana conferita dal presidente Mattarella nel 2021 per il coraggio e la sensibilità mostrate nell'esercizio delle sue funzioni e che oggi viene riconosciuta in una delle 12 tavole del calendario dell'Arma 2024. Il nostro calendario non racconta mai semplicemente il passare del tempo, non racconta i giorni che passano, racconta storie, eventi, è un veicolo per un messaggio istituzionale, per raccontare i nostri valori, ma come questi valori vengono trasformati in realtà, in storie anche di vita quotidiana. È la storia del gesto eroico della carabiniera Martina Pigliapoco, traduce l'esortazione "Fidati di me", che è il filo conduttore dell'azione quotidiana dei carabinieri. Fidati di me, che è un messaggio molto importante, che forse è esattamente il DNA del carabiniere, che con la sua divisa deve riuscire a rassicurare le persone, guadagnandosene la fiducia per stabilire un rapporto che è il più naturale, il più vero, il più sincero possibile. Un calendario che è fra i più diffusi e tradotti al mondo e che per l'edizione 2024 porta la firma dell'icona mondiale dello stile italiano Paolo Pininfarina e del giornalista e scrittore Massimo Gramellini per la stesura dei testi. 12 tavole per 12 racconti di piccoli e grandi gesti d'altruismo e di impegno, tra l'altro contro la violenza di genere. È un fenomeno importante anche nella nostra provincia, è un fenomeno che permane nonostante la grande azione di sensibilizzazione. Su questo prestiamo grandissima attenzione, devo dire, supportati da una grande sensibilità della nostra Procura della Repubblica. Dobbiamo continuare a questo percorso di avvicinamento delle vittime, portando questo messaggio "fidati di me", perché insieme possiamo farcela a risolvere i problemi. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo di Antenna 3. Previsioni per giovedì 9 novembre. Sul Veneto nuvolosità in aumento da ovest nella prima parte della giornata. Nella notte nebbie diffuse, in particolare tra Verona e Vicenza, a banchi sul resto della pianura. Il cielo dal pomeriggio sarà coperto nell'intera regione, aumentando in serata la probabilità di precipitazioni, assenti invece in mattinata. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 11 e 12 gradi. In Friuli Venezia Giulia domani al mattino cielo poco nuvoloso o velato con nuvolosità più consistente in montagna. Dal pomeriggio cielo coperto con possibilità di precipitazioni in serata, generalmente deboli o moderate. Vento da sud. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. In Trentino Alto Adige nuvolosità irregolare in progressivo aumento nel corso della giornata con precipitazioni deboli o moderate previste al pomeriggio sera e nella notte. Nevose oltre i 1300-1500 metri circa. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime tra 10 e 11 gradi. È tutto dal meteo di Antenna 3. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.